Bentrovati, buon pomeriggio telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo di nuovo in diretta per darvi conto di questa ennesima giornata trascorsa sul fronte dell'emergenza coronavirus, emergenza che da sanitaria, lo stiamo dicendo da tempo, diventa sempre più economica. Inevitabile quindi che il nodo cruciale, più importante, sia quello delle riaperture delle attività commerciali. Alla fine, ieri sera, nel corso del tavolo tra regioni e governo, è passata la linea delle prime, quindi delle regioni. Si aprirà tutto o quasi il 18. Il governatore del Veneto Zaia lo ha ribadito oggi nel consueto punto stampa. Da lunedì cercheremo di riaprire tutto nella massima sicurezza, guardando alla curva epidemiologica e confrontandoci anche con le categorie su quelli che sono i protocolli di sicurezza. In queste ore, tra l'altro, è un florilegio di protocolli, spuntano in ogni dove, da ogni parte. Del resto il tema è davvero basilare, importante, fondamentale. Partirei però, come sempre, dai dati del contagio. Siamo ancora al primo report di giornata della regione del Veneto, 31 nuovi casi di positività dalle 17 di ieri sera alle 8 di questa mattina, quindi siamo in attesa del secondo report. Ve lo daremo con ogni probabilità, come al solito, nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali. 31 nuovi casi, dicevamo, 13 in provincia di Vicenza, 9 a Verona, 7 a Venezia, 2 a Padova, 1 a Belluno, 0 contagi, secondo il primo report, a Belluno e Treviso. Questa quindi la situazione, scusate, Rovigo. Un decesso è stato registrato a Villa Salus di Mestre, 4.713 le persone che sono ancora in isolamento domiciliare, mentre continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive. Siamo a 33 ricoverati positivi, meno 3 rispetto a ieri, 71 quelli positivi. Questo significa che tra questi ci sono anche 38 soggetti che nel frattempo si sono negativizzati al virus. Diminuiscono anche, come vedete, i posti letto in area non critica, quindi continua il trend di diminuzione, ed è questo trend di diminuzione che consente alla Regione del Veneto, al governatore Zaia, di dire: riapriamo tutto il prima possibile, riapriamo per l'appunto il 18 di maggio, quindi lunedì. C'è attesa per le linee guida quindi del governo, ci sono diverse prese di posizione, le vediamo brevemente. Il governatore della Liguria Toti, che dice: la mobilità tra regioni sarà probabile tra qualche settimana, dal 1° giugno. Il collega Lombardo, dice che entro giovedì darò risposta sulle riaperture. Zaia, per l'appunto, che dice: dal 18 voglio riaprire tutto il prima possibile. L'Emilia Romagna, che è pronta a riaprire anche le spiagge già lunedì 18 e dare il via quindi alla stagione turistica, anche se resta il problema per l'appunto della mobilità tra le regioni. Zaia, lo ha ribadito, è uno degli aspetti più delicati. Ci sono tante persone che aspettano di riabbracciarsi, ha detto Zaia, anche tra la provincia di Rovigo e di Ferrara. Il po' sta dividendo diverse famiglie, lo stesso vale per la provincia di Treviso con Pordenone e quant'altro, dopo che si è trovato un accordo tra Belluno e Trento nella giornata di ieri. Il commissario Arcuri ha ribadito la linea del governo: la mascherina resterà a 60 centesimi, non ammettiamo, dice, speculazioni, mentre si continua sul fronte romano a lavorare al decreto rilancio, ma resta il nodo delle coperture finanziarie. Quindi diciamo che anche qui due i piani: il nodo delle riaperture dei protocolli di sicurezza, dall'altro lato il decreto rilancio, che era il famoso decreto aprile, poi diventato maggio, adesso per non sbagliarsi anche si chiama decreto rilancio, non viene ancorato a nessun parametro temporale.
Questa la situazione nel tardo pomeriggio di oggi. Ci sono tanti aspetti però di questa emergenza coronavirus che ha imposto a tutti noi delle abitudini diverse dal solito, ha imposto una nuova normalità. Nuova normalità che ha coinvolto tutti i, diciamo così, i settori del vivere, in particolar modo il vivere comune, la vita dei condomini, delle proprietà condivise. Per questo siamo in collegamento Skype con l'avvocato Monica Marcon del Centro Studi di ANACI. ANACI è l'Associazione Nazionale degli Amministratori di condominio, perché i condomini sono stati protagonisti assoluti di questa quarantena che per certi versi non è ancora del tutto finita. Buongiorno avvocato Marcon, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno a lei. Avvocato, al di là di ogni facile retorica sulla solidarietà, sul fare comunità, sulla bontà dei vicini di casa che c'è stata in molti casi, però in queste settimane, in questi mesi abbiamo assistito nei condomini, complice la quarantena forzata, ad un aumento della litigiosità. È così? Certamente sì. Sicuramente ci sono stati quegli episodi di solidarietà, di generosità cui lei ha accennato e non ho dubbio che vi siano stati, ma nello studio di un avvocato non arrivano i comportamenti virtuosi, ahimè, e in questo periodo di emergenza il condominio, che già normalmente si distingue per essere la compagine sociale più litigiosa, non è venuto meno a questo suo triste primato. La convivenza forzata 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno e ormai per un paio di mesi ha accentuato la conflittualità, che è già una caratteristica della realtà condominiale. Molto spesso veniamo interpellati per problemi che riguardano le emissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità. Pensate ai bambini chiusi in casa, le televisioni ad alto volume lasciate magari per tutto il giorno acceso. Questo trova una sua tutela in ambito civilistico, ma nelle ipotesi più gravi assurge anche a fattispecie penalmente rilevante. Altra fonte di grave conflittualità tra i condomini è data dalla violazione delle norme precauzionali che vigono negli spazi comuni del condominio. Molto spesso i condomini segnalano all'amministratore o direttamente alle autorità giudiziarie la presenza di assembramenti o della violazione delle norme di distanziamento. Ecco, avvocato, questo è un punto assolutamente fondamentale, perché anche noi come redazione riceviamo quotidianamente segnalazioni da parte di cittadini di condomini che lamentano assembramenti, per esempio, di bambini, di ragazzini che arrivano da nuclei familiari diversi. Ci dicono stanno giocando in cortile, nel cortile privato, quindi nel cortile del condominio. Cosa possiamo dire loro? Dobbiamo chiamare i vigili urbani, i carabinieri. Come possiamo far valere la ragione del fatto che bisogna mantenere un distanziamento sociale anche in un luogo come il condominio? Allora, il condominio, nel profluvio di norme regionali, nazionali che c'è stato in questo periodo emergenziale, il condominio è stato il grande dimenticato, perché non c'è stato un rigo che abbia visto interessata questa realtà nella quale vive oltre la metà degli italiani, è utile ricordarlo. Gli spazi comuni sono proprietà privata, ma in questo periodo di emergenza la nozione di proprietà privata deve intendersi confinata all'uscio del proprio appartamento e
tutte le parti comuni condominiali devono essere gestite alla stregua della piazza o della pubblica via. Sostanzialmente il divieto di incontrare vigente fino al 4 maggio nuclei familiari diversi dal proprio con il quale si convive, ma prosegue anche ora, salvo quella strana nozione che dobbiamo accettare di congiunti che giuridicamente non ha un grande fondamento ed è difficile poi da seguire, da interpretare, ma la nozione di famiglia si chiude all'interno dell'uscio, ripeto, del proprio appartamento. Quindi, avvocato, lo diciamo in maniera molto chiara, nelle parti comuni può intervenire. Nelle parti comuni condominiali bisogna adottare tutti i dispositivi di protezione che si usano nella strada, quindi quando si esce dalla porta del proprio appartamento occorre mettere la mascherina, occorre osservare il distanziamento sociale e vige il divieto di assembramento che esiste su tutto il territorio nazionale e per interpretazione virtuosa di norme che non sono specifiche ma che sono accolte ormai ovunque, va interpretata nel senso che è estensivo, che comprende le parti comuni condominiali. Un ruolo fondamentale in questa realtà ha l'amministratore del condominio, al quale come associazione ANACI noi abbiamo raccomandato di raccomandare a propria volta ai propri amministrati di utilizzare tutte quelle misure che sono utili ad evitare l'assembramento, che è comunque vietato anche negli spazi comuni. In giardino non ci si può, anche se è casa propria, pro quota millesimale, non si può stare vicini, bisogna indossare la mascherina, l'ascensore va usato in modo turnario, non ci si può fermare a chiacchierare, non si possono fare le grigliate sul lastrico del condominio, perché, ripeto, su tutti gli spazi di tutto il territorio nazionale è comunque vietato l'assembramento di persone. È chiaro che è una realtà molto particolare quella del condominio. Chi sorveglia? L'amministratore non ha il dono dell'ubiquità, riceve le segnalazioni, ma la sua attivazione al massimo può essere quella della diffida laddove vengano identificati i trasgressori o la sua propensione a chiamare direttamente le forze dell'ordine perché intervengano, ma sappiamo bene che salvo gli episodi eclatanti che abbiamo visto in televisione dell'elicottero che arriva sul lastrico dove si sta facendo una grigliata, per il resto le forze dell'ordine sono altrimenti occupate e non riescono o non possono intervenire con solerzia negli spazi privati. C'è da dire poi sì, prego avvocato. che in territorio lombardo il prefetto di Milano ha invitato gli amministratori condominiali a dare istruzione ai propri amministrati perché osservino negli spazi comuni condominiali tutte le regole che osservano in strada. Questo non è avvenuto nel Veneto, ma giocoforza vale, ripeto, su tutto il territorio nazionale. Avvocato, un altro nodo molto delicato riguarda la presenza in condominio di soggetti affetti da Covid e quindi che si devono tenere in quarantena domiciliare. Si pone un problema delicatissimo di privacy. In questi casi ci sono obblighi specifici in capo all'amministratore di condominio. Come ci si comporta? Ecco, anche sul punto la legislazione, la decretazione d'emergenza è silente, totalmente silente. Si pretenderebbe che l'amministratore informasse la compagine condominiale della presenza di soggetti contagiati all'interno del condominio e avrebbe un senso perché dalla presenza di contagiati certamente la tutela della collettività sarebbe ancora più solerte nell'adozione delle misure precauzionali. Scatterebbero poi obblighi di sanificazione previsti dalle circolari del Ministero della Salute. Il problema si pone in termini pratici perché
nessuno informa l'amministratore, ha l'obbligo di informare l'amministratore della presenza di un caso Covid all'interno degli edifici da lui amministrati. Il contagiato, per converso, non ha alcun obbligo di segnalare la sua malattia all'amministratore, e quindi solo laddove l'amministratore abbia notizia da parte di un soggetto contagiato particolarmente sensibile, che abbia comunicato il suo stato di contagio, solo in quel caso, ma in forma anonima, l'amministratore è tenuto a segnalare la presenza di un caso Covid all'interno del condominio, facendo scattare poi tutta quella serie di operazioni conseguenziali. Non si può fare una caccia all'untore, perché non ci sono obblighi di segnalazione da parte di alcuno, e d'altra parte l'amministratore, se anche qualcuno dei condomini avesse il sospetto, non ha modo di approfondire, di avere notizie certe da parte di alcuno, perché gli opporrebbero autorità sanitarie e di pubblica sicurezza problemi di comprensibile riservo e riservatezza dei dati. Lei, avvocato, parlava giustamente di caccia all'untore, soprattutto all'inizio. Noi stessi lo abbiamo riscontrato dalle telefonate che ricevevamo in redazione. C'era una certa psicosi, si sono verificati comportamenti scorretti? Allora, per chi abita in condominio è fin troppo semplice, soprattutto in un periodo di permanenza forzata presso la propria abitazione, notare abitudini diverse del vicino di casa, o, come abbiamo letto sui giornali, il vicino che mette il bidone dell'indifferenziata di un colore particolare che contraddistingue l'indifferenziata dell'ammalato. Il problema però è molto delicato, perché la riservatezza dei soggetti, quando anche contagiati, prevale sulla tutela della collettività, della salute della collettività, la quale di suo, per un senso di autoresponsabilità che deve avere a prescindere dall'esistenza di un caso Covid, dovrebbe utilizzare tutte quelle precauzioni che si impongono in linea generale, per cui la presenza di un caso Covid non dovrebbe allertare più di quanto non ci si debba allertare in condizioni normali. Avvocato, c'è poi tutta la questione civilistica che riguarda proprio i contratti di affitto. Anche qui abbiamo ricevuto numerose segnalazioni o comunque richieste di persone che ci dicevano: ma c'è una sospensione anche degli affitti, oltre alla sospensione dei mutui. Per quanto riguarda invece le spese condominiali, come ci dobbiamo comportare? Ecco, chiariamo anche questo aspetto. L'emergenza Covid-19 è andata a incidere anche su questo genere di rapporti, o tutto è andato avanti come se nulla fosse? Purtroppo nulla è andato avanti come se nulla fosse, e poi complice anche la prassi media italiana di adagiarsi sul fatto di non pagare puntualmente. In realtà, per quel che riguarda i canoni di locazione, questi non sono sospesi. La decretazione d'emergenza ha beneficiato col decreto Cura Italia il conduttore di un credito d'imposta, questo per il canone di marzo, e siamo in attesa del decreto rilancio per capire se sarà prevista una forma analoga di beneficio per i canoni di aprile e maggio. Ma il canone va pagato, e il beneficio del credito d'imposta del 60% è fruibile a condizione che il canone sia regolarmente pagato. Riguarda peraltro solo gli immobili locati come negozi, non tutte le categorie delle locazioni, e tra i negozi solo quelli che abbiano la categoria catastale C1, e tra questi quelli che non abbiano avuto ad oggetto attività considerate essenziali, perché quelle hanno continuato a lavorare e non beneficiano di questo credito d'imposta. È un cortocircuito quello che si è venuto a creare, che spesso è
infondato o fondato su false supposizioni. Certamente sono momenti di difficoltà economiche per tutte le attività, eccetto quelle essenziali che probabilmente hanno visto un incremento della loro redditività. Il consiglio che viene dato è comunque, da dove sia possibile, concertare con tra proprietari e conduttori, laddove ci siano difficoltà economiche, delle dilazioni di pagamento, ma se, ripeto, vogliono fruire del beneficio del credito d'imposta, bisogna che il canone di locazione lo paghino regolarmente i conduttori. Ecco, questo va chiarito e facciamo bene a ribadirlo, e vale anche per le spese condominiali. Per le spese condominiali, anche qui si è creata la falsa presupposizione che non potendosi convocare le assemblee, perché l'unica volta in cui il legislatore della decretazione ha menzionato il condominio è stato per rispondere a una FAQ dicendo che anche le assemblee condominiali dovevano ritenersi assembramenti, e lì ci eravamo arrivati un po' tutti i cultori della materia. A meno che non si possano fare delle assemblee con collegamenti da remoto, e su questo si apre un altro capitolo molto vasto, ma le spese condominiali vanno pagate. Gli amministratori in questo periodo non possono convocare le assemblee fisicamente come tutti erano abituati a veder fare, ma spediscono ugualmente. Tutte le associazioni di amministratori consigliano di spedire regolarmente i rendiconti consuntivi e dei preventivi parametrati all'ultimo preventivo approvato. Sulla scorta di quell'invio il condomino deve usare la diligenza di pagare, perché i servizi non arrivano gratuitamente, l'amministratore è un mandatario sui generis, ma se non riceve i fondi non può garantire i servizi essenziali alla vita del condominio. E c'è, avvocato, mi scusi, le chiedo, nei prossimi mesi un rischio di insolvenza per le spese condominiali? Vista la situazione di molte famiglie, c'è da credere che nei prossimi mesi, il prossimo anno, quando sarà ora, saranno dolori in molti casi. È ancora presto per dirlo. Per quanto mi risulta, la maggior parte dei condomini ottempera all'invito di provvedere ai pagamenti richiesti anche in assenza di assemblea condominiale, ma è un po' troppo presto per dirlo. Certamente dovremo aspettare qualche mese per capire se le congiunture economiche saranno tali da impedire il regolare adempimento, perché a quel punto si porrà anche il problema di non avere le approvazioni dei rendiconti, di non poter ottenere i decreti ingiuntivi, e sul punto si apriranno dei capitoli e degli scenari abbastanza nuovi, perché aspettiamo anche lì il decreto rilancio, perché pare che dia delle soluzioni un po' diverse da quelle che si aspettavano i più innovatori della materia, che speravano il legislatore si occupasse di teleassemblee o di ammissione di assemblee con collegamenti da remoto. Pare che semplicemente il legislatore voglia spostare a 12 mesi, anziché i 180 giorni previsti da codice, il termine per la presentazione di bilanci e la loro approvazione, con rinnovo automatico, prosecuzione del mandato anche in assenza di approvazione da parte dell'assemblea, del mandato all'amministratore, quindi una legittimazione che deriverebbe dalla situazione di emergenza, senza quelle soluzioni innovative che un po' tutti auspicavano, ecco, sulla possibilità di convocare da remoto le assemblee, così come si fa per le assemblee di società, o come noi avvocati adesso saremmo obbligati a fare le udienze da remoto. Diciamo quindi che la classica assemblea di condominio la dovremo sopportare ancora per parecchio tempo, insomma.
E se non vengono emanate norme, ci sono delle linee guida che per esempio il centro studi ANACI ha suggerito ai propri amministratori, ma dubito che potranno aver successo se il legislatore stesso non fa questo sforzo per consentire la legittimità di questo tipo di convocazione, la possibilità per il condomino di collegarsi con ogni mezzo di comunicazione a un'assemblea che si è suggerito di convocare in luogo fisico, ma concedendo la possibilità a chi non può o non riesce ad arrivare fisicamente in assemblea di collegarsi anche da remoto. Avvocato, io la ringrazio, è stata molto preziosa, molto chiara, ci ha dato delle dritte davvero interessanti. Ringrazio quindi Monica Marcon del Centro Studi ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Grazie Avvocato, buon lavoro, buona serata. Grazie, buon lavoro a lei, buonasera. Arrivederci. Ecco, quindi abbiamo indagato questo microcosmo, il microcosmo del condominio. Quella di oggi è stata anche una giornata particolare perché è la giornata mondiale dell'infermiere, figura che in questo periodo è stata in trincea come poche altre. Con questo servizio andiamo all'ULSS 6 Euganea e ascoltiamo un po' di voci. Un mestiere, una missione, l'infermiere adesso è qualcosa di più, una professione a cui si accede attraverso una carriera universitaria che in questa emergenza ha mostrato sul campo, se ce ne fosse stato bisogno, il suo valore e a cui va il nostro grazie. Una cosa bella di questo periodo di restrizioni, in cui comunque è stato un momento difficile anche per noi personale infermieristico e medico, è che siamo riusciti nonostante tutto a portare il nostro sorriso, la nostra competenza e soprattutto il nostro calore alle pazienti. Mi ricordo una paziente che ha girato vari ospedali del mondo, soprattutto per esempio India, che si è sentita molto accolta, ci ha considerato una famiglia. Lavoro in Covid-3, sono infermiera, periodo intenso, abbiamo dato ognuno di noi del proprio, ci siamo impegnati al massimo e di conseguenza continueremo a farlo. Di questa esperienza di quasi 2 mesi, quello che mi è rimasto più impresso è soprattutto l'isolamento di pazienti ricoverati, la solitudine che hanno provato, la mancanza degli affetti personali. E quello che io e i miei colleghi abbiamo cercato in questi 2 mesi è stato quello di dargli forza, dargli coraggio per fare le cure necessarie. Noi ci siamo dati forza l'un con l'altro, anche noi nell'affrontare questa situazione molto stressante, soprattutto a livello emotivo ma anche fisico. Questi ultimi 2 mesi sono stati molto impegnativi per l'emergenza sanitaria che conosciamo. Assieme a tutte le infermiere abbiamo avuto un'esperienza travolgente. Oggi è il primo ritorno con sole 6 infermieri intanto in pediatria ed è emozionante ritornare a casa. Credo che dovremo riorganizzare tutto, ma sono sicura che ce la faremo. Queste le voci dall'ULSS 6 Euganea. Restiamo nel Padovano per un'altra vicenda di cronaca, un sequestro che è avvenuto all'Arcella, dove il titolare di un mini market serviva carne e birra come fosse in un ristorante, quindi anche contro tutte le misure anti-Covid di cui tanto stiamo parlando. I controlli interforze straordinari delle forze dell'ordine messi in atto per il contenimento dell'emergenza sanitaria hanno portato alla chiusura e al sequestro di un mini market in via Lippi all'Arcella. Nel corso dei controlli gli agenti della squadra amministrativa della questura e il personale della polizia locale di Padova hanno trovato il gestore, un nigeriano 38enne, mentre serviva birra e carne a 6 clienti, tutti seduti ai tavolini presenti all'interno del locale senza il rispetto del distanziamento sociale. Gran parte dei prodotti erano scaduti o privi di etichettatura che ne indicasse la tracciabilità.
Quando è stato effettuato il controllo che è stato svolto dalla squadra amministrativa della Questura e dalla squadra della polizia locale specifica, specializzata, sono stati trovati 8 avventori, 8 clienti nigeriani seduti in tavolini all'interno di un locale poco più grande di 20 metri quadri, quindi chiaramente senza il rispetto del distanziamento sociale. Oltre al sequestro di diversi generi alimentari, sono state elevate sanzioni di 400 euro per le violazioni alle norme di contenimento del coronavirus, oltre a varie irregolarità amministrative che costeranno al gestore 10.000 euro. Stiamo lavorando sulle zone più calde della città, quindi siamo in stazione, siamo all'Arcella, siamo alla Stanga, siamo in piazza Salvemini, siamo davanti alle Cucine Popolari, siamo in piazzetta Forzatè, Betty Hall, in piazza Mazzini. Diciamo che man mano ci stiamo allargando sul territorio per contrastare i fenomeni di microcriminalità, immigrazione clandestina e per evitare le aggregazioni pericolose che chiaramente in questo momento appunto destano allarmi sociali. Subito dopo la pubblicità ritorniamo in studio con l'assessore regionale Donazzan per parlare di lavoro, cassa integrazione e calendario scolastico e tanto altro. A dopo. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme per parlare dell'emergenza economica legata al coronavirus. Lo facciamo con l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, collegata via Skype. Buonasera Assessore. Buonasera a voi e ai vostri telespettatori. E so che lei è reduce da un incontro con i lavoratori aeroportuali. Com'è andata? È andata che questi poveri lavoratori, sono quasi 2000 in Veneto, tra gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, sono gli stagionali dimenticati dal governo. Ecco, tra i tanti difetti di questa stagione di ammortizzatori sociali c'è stato anche questo, cioè sono degli scomparsi perché qualcuno pensava che fossero all'interno del settore del comparto, non so, della ristorazione, quindi del commercio, altri che fossero della logistica e quindi dei trasporti. Insomma, figli di nessuno che non hanno ammortizzatori sociali in questo momento, hanno l'esaurimento della NASPI, che è quella che avevano in maniera ordinaria. Ma siccome gli aeroporti sono bloccati, queste persone rischiano di non avere lavoro e di non avere ammortizzatori. Parliamo quindi di 2000 persone in Veneto? Sì, sono 2000 persone che appunto lavorano normalmente, ancorché con contratto stagionale, ma insomma reiterato negli anni, tra gli aeroporti importanti di Venezia, Treviso e di Verona. E queste persone normalmente, quando c'è la ripartenza delle grandi stagioni, degli spostamenti, vengono tutte riassunte, c'è una promessa di assunzione, mentre il Veneto si era fatto carico degli stagionali del turismo, come ricorderete anche questi erano stati esclusi dagli ammortizzatori, ma con un gioco di squadra con le associazioni di categoria e il sindacato abbiamo portato all'attenzione del governo questo tema. Ma questo degli stagionali dei grandi aeroporti, cosa che riguarda il Veneto, riguarda il Lazio, riguarda la Campania, il governo li aveva proprio dimenticati. Queste persone sono venute a bussare alla porta della regione, quella del sindaco, domani ci sarà un incontro analogo con il sindaco Brugnaro, proprio perché non sono stati ascoltati fino ad oggi e da noi almeno hanno trovato ascolto, e già oggi ho portato all'attenzione delle regioni questo tema, che però va risolto a livello governativo. Tra l'altro, Assessore, pochi minuti fa Ryanair ha comunicato che andrà verso il ripristino del 40% dei voli da luglio, lo dice in una nota, decisione tutt'altro che scontata fino a qualche giorno fa. Resta da capire di questi voli quanti saranno confermati sulle tratte venete. Treviso Guardi, è un aeroporto che Treviso con Ryanair è un aeroporto lavora strategico parecchio. con Ryanair, però è importante dare questo messaggio, perché immaginiamo che il mondo magari voglia anche venire in Italia e in Veneto, noi abbiamo bisogno di rimettere subito, far ripartire immediatamente il turismo, e questo però lo puoi far ripartire solo se dici che hai aperto con sicurezza, perché questo è normale, in Veneto noi ci muoviamo sempre con il
preconcetto della sicurezza, però che abbiamo riaperto le tratte, abbiamo riaperto i nostri aeroporti, abbiamo riaperto, ed è questo, no, il grande tema di oggi, abbiamo ottenuto dal governo che cedesse da quella ostinazione che aveva di voler tenere tutto su di sé, ripartire più in là possibile senza dare informazioni. Invece noi abbiamo bisogno di dire: guardate che stiamo riaprendo le tratte, abbiamo tutti gli spazi per poter riprendere questo per noi segmento fondamentale qual è quello del turismo. Governo con cui si è riaperto, lo ha detto anche Zaia oggi, il tavolo sulla cassa integrazione in deroga, perché è evidente che lo strumento della cassa integrazione in deroga non sta funzionando. Lei lo aveva denunciato più volte già all'inizio di questa emergenza. Resta il fatto che ci sono migliaia di lavoratori che sono ancora in attesa della liquidazione di marzo. Guardi Erboit, la cosa a cui dobbiamo guardare solamente è quello dei lavoratori, il tema dei lavoratori. I lavoratori hanno diritto ad avere un sostegno al reddito, non stanno lavorando non per colpa delle aziende, ma per un decreto o per un virus. Non hanno diritto ad avere un aiuto perché è gente che lavora e questo aiuto non è arrivato. La cosa inaccettabile è che il governo abbia scaricato sulle regioni, quando le regioni non solo non hanno alcuna responsabilità, ma lo hanno detto al governo che era sbagliato avere più passaggi inutili, un passaggio alla regione, un passaggio all'INPS, peraltro più o meno con le stesse caratteristiche, salvo che la regione non ha le banche dati che sono quelle proprie dell'INPS, dell'Istituto Nazionale per la Previdenza, che è l'unico che ha la possibilità di gestire dati sensibili dei lavoratori, e poi a sua volta l'INPS nei confronti delle imprese chiedere alcune informazioni legate, non so, all'IBAN, alla posizione del lavoratore, per poi tornare indietro verso l'INPS o verso la banca per avere questo benedetto sostegno, che non è ancora arrivato. Il 17% solo dei lavoratori in Veneto che hanno diritto, per cui la Regione ha fatto tutte le pratiche e anche l'INPS ha praticamente esaurito tutte le verifiche, è stato pagato. E la cosa inaccettabile è che ministri a vario titolo, un po' per dabbenaggine, proprio ignoranza direi, un po' per malafede, perché insomma che il tam tam fosse anche del consigliere comunale del Partito Democratico o del 5 Stelle, mi dà l'idea che questo governo abbia tentato di usare i propri rappresentanti sul territorio per scaricare responsabilità, ma le bugie hanno le gambe molto corte e in effetti oggi noi discuteremo con il governo di dire: sentite, avete sbagliato, avete voi la competenza, avete voi l'obbligo del pagamento perché INPS è vostro, non è della regione, fate voi perché la responsabilità deve essere chiara. Ma al posto della cassa in deroga cosa dovrebbe essere utilizzato in futuro nelle prossime settimane? Guardi Erboit, la questione era molto semplice da gestire nella sua complessità. La Germania ha fatto così per avere un termine di paragone molto chiaro. Siccome queste aziende hanno chiuso per decreto, non per crisi strutturale di mercato, di segmenti di produzione, era sufficiente un ammortizzatore unico per tutti, un ammortizzatore con un'unica causale, la causale è quella giustificazione che ti fa dire, tu la chiedi la cassa integrazione, ti viene valutata, c'è anche di solito un accordo tra le parti, tutto questo non ha senso. Perché che accordo c'è tra le parti quando mi hai chiuso per decreto? Se io sono il sindacato, cosa devo discutere? È stato chiuso per decreto, non è volontà dell'azienda mettere le persone in cassa integrazione. Allora c'era bisogno di un ammortizzatore unico con causale unica, Covid-19. Non sarei neanche passata dall'INPS, avrei detto all'Agenzia delle Entrate: hai tutte le posizioni delle aziende in Italia, dai all'azienda l'equivalente del corrispettivo del mese precedente, ridotto di un X, perché è chiaro che non è uno stipendio pieno e lo Stato non può pagare tutto, però la parte, diciamo, di cassa integrazione sarebbe transitata così velocemente nelle tasche dei cittadini. E secondo lei sono inventati una riedizione di uno strumento vecchio che non andava bene per una pandemia. Secondo lei, Assessore, arriveranno queste risposte con il decreto rilancio, con i prossimi decreti? Cosa
si aspetta? Guardi, io ne ho lette già 5 versioni, mi permetto di dire che aspetto la finale perché qui ormai è come le puntate, no? Io cerco di leggere tutto, ma oggettivamente cambiano. Allora, noi di sicuro regioni italiane tutte non accettiamo la menzogna della scaricabarile, anche perché i lavoratori poi vengono normalmente da chi è più vicino e da chi li ascolta, quindi vengono da me, vengono dalla regione, vengono sul territorio, ma vale per me come vale per l'Emilia Romagna, per la Toscana, per la Campania, che sono di altro colore politico dal nostro. Quindi noi abbiamo detto basta con questa manfrina, con questa farsa. I lavoratori hanno diritto di percepire in fretta quello che gli è dovuto. E peraltro, Arboite, noi avremo un problema lungo, perché le casse integrazioni in questa prima fase sono state semplici e loro non hanno saputo gestirle, perché come dicevo, chiusi per decreto. Ma da adesso che cominciamo a ripartire, non ci illudiamo che tutti i lavoratori rientreranno a lavorare a pieno ritmo. Vuol dire che avremo da adesso in poi delle aziende che chiederanno ammortizzatori sociali a causa della crisi Covid, ma non chiuse per decreto. E lì ci dovrà essere invece tutta la trattativa di un ammortizzatore sociale che comunque è vecchio e lento. E quindi l'accordo tra le parti, la causale, la ragione della riduzione del lavoro e quindi del carico dei lavoratori sarà tutta una partita nuova da giocare. Questo governo fino ad ora ha dimostrato di non essere proprio in sintonia con il territorio e di ascoltare poco. Spero cambino approccio. Tra l'altro una semplificazione delle causali è chiesta anche dai sindacati. Nei giorni scorsi avevamo parlato anche con la CGIL, con il segretario generale Ferrari e di fatto c'è questa volontà di chiedere una semplificazione delle causali che hanno causato non pochi problemi agli imprenditori, soprattutto quelli più piccoli, non abituati ad attivare gli ammortizzatori, perché c'è da dire che tanti dei nostri imprenditori non avevano mai attivato una cassa in deroga o il fondo di integrazione salariale nella vita, quindi è stata una prima volta. Ecco, è così, e infatti proprio per questa ragione, proprio perché non era tipicamente una crisi, questa non è una crisi, questa è una pandemia sanitaria, abbiamo chiuso tutte le attività di lavoro, tranne quelle tenute aperte con codice Ateco, per decreto. Lei capisce che è diversa da una crisi ha bisogno di ragioni, le causali sono quelle appunto che ti dicono le varie ipotesi per le quali un'azienda mette in cassa integrazione, quindi riduce il proprio orario di lavoro, alle volte fa una turnazione, alle volte è possibile una cassa integrazione a 0 ore, alle volte cioè ci sono 1000 condizioni, ma questa non è una crisi, è una pandemia sanitaria gestita come crisi perché non si conoscono gli strumenti e neanche la realtà. Ecco Assessore, veniamo adesso al tema delle riaperture. Lei è stata protagonista di diversi sit-in nelle scorse settimane a Vicenza, Bassano, con parrucchieri, negozianti e così via. E manderei adesso il contributo da Padova dell'APPE, l'Associazione dei Pubblici Esercizi, del responsabile Filippo Segato, che commenta l'esito del tavolo di ieri sera tra Regione e Governo. Abbiamo appreso che dal 18 di maggio, anziché dal 1 giugno come inizialmente previsto, dal 18 maggio appunto si potrà tornare a frequentare i bar, i ristoranti, le pizzerie, le pasticcerie, i locali serali, i pubblici esercizi in genere. È una notizia molto positiva e per la quale ringraziamo la Regione Veneto di aver accolto le nostre indicazioni, le nostre richieste e di aver fatto valere nei confronti appunto del governo centrale quelle che erano le legittime aspettative della categoria degli esercenti. Adesso rimane da chiarire l'altro grande aspetto, cioè il come riaprire. Il quando è stato stabilito, 18 maggio, il come ancora purtroppo non è chiaro e mancano veramente pochissimi giorni, per cui chiediamo un chiarimento da parte delle autorità centrali, quindi Istituto Superiore di Sanità, piuttosto che Ministero della Salute e Governo, ma anche da parte della Regione,
alla quale abbiamo già fatto pervenire diversi giorni fa le nostre indicazioni per una riapertura sostenibile, perché regole troppo stringenti, come si leggono sui media, si vede sui media, come ad esempio 2 metri di distanza tra i tavoli, piuttosto che obbligo di misurare la temperatura dei clienti o raccogliere autocertificazioni, sarebbero veramente troppo impattanti e molti esercenti ci hanno già detto che rimarrebbero comunque chiusi perché non in grado di rispettarli. Noi abbiamo inviato delle indicazioni più sostenibili che permettono da un lato di andare incontro ovviamente alle esigenze di prevenzione dalla diffusione del virus, ma dall'altro lato permettono anche agli esercenti di svolgere il servizio in maniera regolare e corretta nei confronti dei propri clienti e quindi di aprire in sicurezza le attività. Ci auguriamo che la Regione possa accogliere le nostre indicazioni e quindi che dal 18 si possa riaprire in maniera sicura ma anche sostenibile. Non vi sento. Protocolli. Ecco, adesso vi sento. Ecco, gli esercenti, dicevo, Assessore, hanno paura di fare indigestione di protocolli, fondamentalmente questo. Ecco, come vi muoverete come Regione? Zaia ha parlato di semplificazione massima, però sappiamo che il termine semplificazione è uno dei più utilizzati dalla politica italiana a tutti i livelli. È facile a dirsi, difficile a farsi. Guardi, questa mattina in giunta ne abbiamo parlato, non svelo un segreto se dico come il Presidente ha voluto anche declinare a noi assessori l'approccio. Poche cose, poca confusione. Quindi il massimo della chiarezza, della semplicità, della semplificazione, con l'aiuto delle associazioni di categoria, che però non devono stare lì a mettere ogni virgola possibile, perché più cavilli, più regole, meno chiarezza c'è e lo sappiamo da molto. Ora è il tempo che tutti noi facciamo questa assunzione di responsabilità, sia chi suggerisce e modifica i protocolli, perché questo non è il momento di andare a spaccare il cappello in 4, è il momento di rispettare le regole generali, la pulizia, la distanza ove possibile, le mascherine dove sono necessarie, buon senso. Questo è quello su cui noi questo è il criterio che useremo per definire i protocolli della Regione. Alle associazioni di categoria chiediamo di essere di aiuto, quindi di venirci incontro sulla semplificazione che noi vogliamo fare, perché altrimenti nell'ansia da prestazione, per far vedere che siamo talmente capaci di mettere di determinare ogni piccolo dettaglio, che rischieremo solo di mettere in difficoltà le imprese. Io dico una cosa su tutte, dobbiamo fare invece una grande battaglia tutti insieme, sindacato, lo voglio in prima fila, voglio le associazioni di categoria, sul tema dell'infortunio sul lavoro o malattia. Guardate certo. Che questo governo ha inserito nella legge che un contagio da Covid, che non sappiamo esattamente dove lo potremo prendere, c'è stata una lettera aperta dell'imprenditore e presidente di Mandamento Sandro Venzo che dice: in fabbrica con me stanno 8 ore, le altre rimanenti il lavoratore è dove meglio crede. Com'è possibile che se per caso non dovesse essere, si è positivi, la responsabilità possa ricadere sull'impresa, sull'azienda, magari dopo una lunga trattativa legale? Certo. Questo, Assessore, è un nodo assolutamente fondamentale. In ultima battuta le faccio sentire le parole di Zaia che ha commentato la liberazione di Silvia Romano, poi chiedo anche a lei un flash. Prego di mandare Zaia. Forse vale la pena di fare un ragionamento a questo punto, cioè ci sono dei luoghi nel mondo nei quali andare è pericoloso. Guardiamola da questo lato senza far polemiche. E quindi magari, come si può dire, si fa un'intesa chiara che chi si spinge oltre un certo confine, diciamolo così, poi deve anche assumersi responsabilità, perché da quello che ho letto, al di là delle polemiche, di tutte le storie, ne prendo atto, ma leggo che comunque molti dicono la responsabilità di mandare una cooperante in una zona come quella, chi se l'è assunta? Punto di domanda. Perché se poi paga sempre il pantalone, io sono felice che abbiano riportato a casa Silvia Romano e che tutto sia andato a finire bene, però
ce ne sono anche tante persone che sono più tornate a casa, vorrei ricordarlo questo. Assessore, queste le parole di Zaia, lei cosa ne pensa in 40 secondi? Il peggio, penso che debba restituire i soldi che lo Stato ha pagato, penso che dovremmo pensare a tutti quei servizi di intelligence che noi abbiamo messo, soprattutto militari, a rischio per andare a recuperare queste persone che vanno a dilettarsi nel mondo. Perché vede, i volontari io li riconosco, sono quelli che vanno a aiutare nelle case di riposo nella nostra gente, sono quelli che vanno a aiutare i senza tetto nelle nostre città. Ci sono invece alcune ONG, alcuni cooperanti che di volontario hanno poco e poi a pagare, ha ragione Luca Zaia, il pantalone, cioè noi. Assessore, grazie, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi. Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro e all'istruzione. In ultima battuta vi do i dati appena arrivati da Regione Veneto e azienda Zero, 12 casi di contagio in più tra le 8 di questa mattina e le 17 del pomeriggio. 12 casi, quindi sul fronte dei decessi invece ne sono stati registrati ben 8, quindi un numero importante. Dopo la pubblicità nel telegiornale del Veneto cercheremo di capirne un po' di più, perché il dato è appena stato diffuso. Subito dopo la pubblicità, grazie per l'attenzione, a dopo.